Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera parliamo di giovani, dei loro stili di vita sani, di legalità, e lo facciamo perché ieri si è concluso con la consegna dei premi per i lavori multimediali e digitali l'edizione 2021-2022 di Sapremo, che è l'acronimo di Salute, Protagonisti, Emozioni, il progetto di educazione alla legalità e stili di vita sani promosso dalla Questura di Udine, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, insieme all'Ufficio Scolastico Provinciale, al Comune di Udine, alla Prefettura, alla Danieli e alla Confindustria di Udine. Sapremo ha visto la partecipazione con incontri in presenza e remoto di quasi 1000 studenti delle scuole superiori della provincia di Udine. Un progetto che abbiamo visto vede anche la collaborazione dell'azienda sanitaria. Di questo parliamo questa sera con il dottor Enrico Moratti, che è il direttore del Dipartimento delle Dipendenze di Udine. Buonasera dottor Moratti. Buonasera a lei e buonasera ai telespettatori. Allora, Sapremo si è conclusa l'edizione di quest'anno, un progetto fondamentale per raccontare ai ragazzi quelli che sono gli stili di vita sani, dire no soprattutto alla droga. Lo ricordiamo, un progetto che è nato dopo i fatti del 2018 che hanno visto la morte di Alice Bross, una studentessa diciottenne che è morta in stazione a Udine per overdose, un fatto che ha scosso le coscienze. Da lì è nato questo importantissimo progetto che coinvolge tanti ragazzi oggi, e anche voi siete una parte di questo progetto. Sì, è un progetto che è nato a seguito di questo evento tragico e che ha visto come promotori, inizialmente mi piace ricordarlo, insomma, il dottor Cracovia e l'ingegner Benedetti, che ci hanno chiamato e ci hanno chiesto e ci hanno detto, insomma, se si poteva fare qualcosa. E noi ci siamo stati come Dipartimento delle Dipendenze, come azienda sanitaria. Abbiamo poi chiesto anche, diciamo così, l'intervento anche di altri attori, e per cui si è realizzato questo progetto che poi la prima edizione è stata nel 2019, è stata un'edizione start proprio organizzata, diciamo così, anche in fretta e furia, che però già allora aveva dato dei ritorni molto positivi. Consisteva in interventi che facevamo operatori della salute, operatori della legalità, quindi azienda sanitaria, questura, e io direi imprenditori, quindi operatori della capacità di autorealizzarsi presso le scuole, con i ragazzi, in cui si davano delle pillole, diciamo così, per invitare a riflettere e a fare un lavoro di conoscenza, di approfondimento nei gruppi classe, invitandoli poi a produrre un qualcosa, un video, un prodotto creativo, e per questo abbiamo creato il concorso, poi Post Action. Ieri c'è stata appunto la premiazione dei vincitori. E purtroppo di mezzo c'è stata la pandemia, il Covid, e non abbiamo potuto fare in presenza, e anche quest'anno siamo andati un po' in forma ibrida, un po' in presenza, un po' via rete, però c'è stato, nonostante tutto, un buon ritorno, già ha ricordato anche lei, più di quasi 1000 ragazzi, e la qualità poi anche dei video che sono stati, che ci hanno inviato, era una qualità che ci ha anche sorpreso. Purtroppo abbiamo dovuto fare delle scelte, premiarne solo 3, però ecco, è un segnale molto positivo che ci conforta anche nel proseguire, nell'andare avanti. Ecco, poi le chiederò insomma anche qual è il ritorno, insomma che cosa dicono i ragazzi su questo. Prima però sentiamo il questore di Udine, insomma anche la questura è una grande protagonista di questo progetto. Sentiamo le parole di ieri raccolte dal nostro Marco Pasquariello. Sono state testimonianze toccanti quelle che ci hanno trasmesso oggi gli studenti che hanno partecipato al progetto Sapremo, un progetto che vede la questura in prima linea. Sì, il progetto Sapremo è nato nel 2018 e si è sviluppato quasi tutto durante la pandemia che è stata una grande palestra proprio per tutti noi, soprattutto per i ragazzi, per provare cosa vuol dire essere responsabili ed essere artefici con il rispetto delle regole della propria salute e della propria sicurezza. Ed è un progetto che nasce all'indomani di una tragedia terribile che ha colpito la nostra città, ovvero la morte di Alice Bross nei bagni della stazione per overdose.
infatti dopo quell'episodio veramente terribile le istituzioni si sono molto impegnate, ognuna per la sua parte di competenza per rispondere a questa grave tragedia. E questo progetto però è nato non solo per rendere consapevoli i ragazzi dei rischi che riguardano le assunzioni di droghe, di alcol, ma per renderli consapevoli di tutti i rischi che non solo loro ma tutta la collettività deve affrontare tutti i giorni, perché ogni persona consapevole dei rischi è più forte e può proteggersi in misura migliore. Ecco, dunque, dottor Moratti, insomma, qual è la consapevolezza che hanno raggiunto i ragazzi delle scuole? Insomma, si tratta di temi importanti, difficili anche nel confronto che fanno con le loro famiglie, e quanto sono consapevoli dei rischi che si corrono e quanto è importante prendere la strada giusta. È importante, lei dice prendere la strada giusta, è importante innanzitutto sapere, avere conoscenza, avere informazioni. Ma è importante anche, che cosa? È importante anche cercare di riuscire ad avere, a stare sufficientemente bene. Chi è che diciamo così, utilizza sostanze oppure in generale mette in atto dei comportamenti a rischio? In genere è un ragazzo, una ragazza che in qualche modo è un po' a disagio. È un po' a disagio. Allora se noi aiutiamo i ragazzi, li aiutiamo a imparare, a mettere in atto quelle capacità che ognuno di loro può avere e ha per riuscire a dare un nome alle proprie emozioni, per riuscire a esprimere le proprie emozioni, per riuscire a ricercare in modo giusto un proprio benessere, ecco allora che facciamo il maggior, diciamo così, la maggiore azione di promozione della salute, oltre che di promozione della legalità e di promozione dell'autorealizzazione. Quindi è come dicevo prima, è mettere delle pillole, però delle pillole dei semi che devono far germogliare poi un processo che deve essere portato avanti dai ragazzi, in una dimensione poi di gruppo. No? Il fatto di lavorare in classe è un altro elemento che diciamo positivo, con quelli che sono poi le figure adulte con cui passano la maggior parte delle giornate, gli insegnanti, i genitori, eccetera. No? Nel nostro progetto sono previsti anche degli interventi per il mondo degli adulti. Che è l'altra faccia della medaglia fondamentale, perché il messaggio deve passare ai ragazzi, soprattutto deve passare ai genitori, e qui insomma mi dà l'assist per chiederle quali sono anche i segnali a cui i genitori devono fare particolare attenzione, perché sappiamo che i ragazzi, soprattutto nell'età dell'adolescenza, a volte cambiano perché stanno crescendo, perché si stanno trasformando, a volte cambiano perché magari c'è un problema e si comincia magari a inserire lì anche l'uso di alcune sostanze. Sì, non è che ci sono dei segnali, almeno in genere, non ci sono dei segnali specifici che uno inizia a usare, eccetera. Ci sono dei segnali che dovrebbero mettere in allarme i genitori, che sono segnali anche abbastanza, diciamo così, generici, appunto di un malessere. Non so, un ragazzo che inizia, o una ragazza che inizia ad andare male negli studi, che lasciano le vecchie compagnie, che perdono i loro interessi, che avevano fino allora, che cambiano anche i loro ritmi sonno-veglia, cambiano il tipo di alimentazione e così via. Non è che sono segnali necessariamente che uno sta iniziando a usare sostanze oppure che sta combinando chissà che cosa, però deve in qualche modo far rizzare le antenne ai genitori e far sì che provino a parlarci con questi ragazzi, provino a stargli vicino, non in modo, come si dice, autoritario, ma in modo autorevole. Ecco. Assolutamente sì, e poi abbiamo visto, lo sottolineava anche lei prima, insomma, quanto sia importante, li abbiamo visti anche ballare, ridere, scherzare sul palco, insomma è un progetto che serve a far molto gruppo, a farli stare molto uniti, e poi insomma diciamo che il 99% dei ragazzi, insomma, stili di vita sani e legalità, insomma, sanno che cos'è e si godono la vita, anche se poi bisogna andare a intercettare magari quella fetta più piccola, più fragile.
Sì, gli interventi che facciamo noi sono interventi sia di tipo generalizzato, si dice, cioè rivolti più o meno a tutti, poi abbiamo degli interventi un po' più specifici per quelle popolazioni che sono, diciamo così, particolarmente a rischio, che sono già magari venute a contatto con sostanze o con situazioni molto di rischio, e lì diciamo che l'intervento inizia a essere anche un po' quasi terapeutico, però con la stragrande maggioranza dei ragazzi, insomma, penso che basti parlarci, basti far vedere che ci siamo e che siamo disponibili. Ecco. I ragazzi che arrivano da voi, insomma, si può ben capire che arrivano in un momento in cui, insomma, le cose sono già in uno stato un po' più avanzato, un po' più complicato. Che rapporto avete con questi ragazzi e come cercate di far passare questo periodo complicato della loro vita? Il rapporto è un rapporto che inizialmente è difficile, perché bisogna riuscire a conquistare la fiducia, bisogna riuscire a entrare in relazione con questi ragazzi. E magari certi operatori, perché anche hanno un'età più giovane, sono più capaci di riuscire a farsi capire, a interagire con loro. E dopodiché inizia, a meno che non ci siano degli elementi sanitari estremamente significativi e importanti, inizia un processo un percorso, io direi un percorso di accompagnamento che in genere però coinvolge anche le famiglie. Noi ci muoviamo su due dimensioni, da una parte la famiglia e dall'altra parte il gruppo, perché capiamo che soprattutto il disagio di un adolescente è all'interno di un nucleo familiare ed è importante se si può lavorare con l'intero nucleo familiare. Dall'altra parte, nei ragazzi abbiamo detto la dimensione del gruppo è una dimensione estremamente significativa e allora lavoriamo anche con i gruppi, con gruppi di ragazzi, cioè cerchiamo di inserirli in gruppi e l'elaborazione di quello che è successo, di quello che può succedere, viene fatta insieme. È una crescita di tutto il gruppo e quindi di tutti insieme. Ed è forse probabilmente questa la miglior terapia. Grazie dottor Moratti, intanto ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Seconda parte di Screenshot, fari puntati questa sera sui giovani, sulla loro voglia di vita, ma anche sul pericolo che si nasconde dietro al mondo della droga. Tutto questo viene affrontato dal progetto Sapremo, che come abbiamo visto, insomma, un progetto che ha coinvolto 1 migliaio di studenti delle scuole superiori della provincia di Udine e che insegna ai ragazzi, insomma, gli stili di vita sani, la legalità, e che ieri appunto si è concluso con i premi. Con noi in studio c'è il dottor Enrico Moratti, direttore del Dipartimento di Prevenzione di Udine. Abbiamo detto, dottor Moratti, tanti i partner di questo importante progetto, sicuramente principali ci sono la Danieli e Confindustria Udine. Sentiamo le parole di Anna Mareschi Danieli. Vicepresidente, l'abbiamo vista particolarmente colpita dalle testimonianze dei ragazzi, testimonianze video, la parte finale del progetto Sapremo con la nomina del vincitore. Sì, questo è partito come un evento che aveva la necessità di intervenire per cercare di tamponare una situazione che era sfuggita di mano. È diventato invece un qualcosa che fa parte della nostra comunità. Ritengo che sia fondamentale far vedere ai nostri ragazzi che abbiamo delle debolezze, che abbiamo avuto dei problemi, che abbiamo avuto paura, e spiegargli che il pensiero di fare qualcosa di difficile crea molta più ansia e molta più preoccupazione dello sforzo necessario a farlo. E quindi ritengo fondamentale fare qualche esempio, far vedere che veramente siamo tutte persone normali, e se non provi ansia e se non hai paura per il futuro, sei tu che non sei una persona normale. Ecco, una delle paure che hanno testimoniato i ragazzi è proprio la paura del futuro, la paura del lavoro che verrà. Sì, esatto, anche nell'intervento che ho fatto ho richiamato proprio questa problematica, perché da un lato loro dicono che la società non risponde alle loro esigenze, dall'altro c'è la società con le imprese che dicono che non trovano nessun tipo di competenza, specialmente alcune, ma in generale è comunque un problema. Quindi qua c'è un problema di comunicazione, ritengo, e una mancata assunzione di responsabilità da parte
parte di parecchi, che sono le imprese che non comunicano sufficientemente, che non fanno capire davvero di cosa hanno bisogno, che non creano il sogno, colpa anche di alcuni insegnanti, alcuni educatori che non mutano il metodo formativo al mutare dell'ambiente che ci circonda e quindi creano delle aspettative nei ragazzi che poi sono diverse dalla realtà, e poi anche magari una mancanza di spirito di sacrificio di alcuni ragazzi che sono abituati parecchio bene e non si mettono in discussione. Quindi siamo tutti all'interno di questo calderone, dobbiamo essere consapevoli prima di tutto, dobbiamo sforzarci, non è mai stato facile fare nulla, non c'è mai stato un periodo nel quale si riusciva con facilità, rimbocchiamoci le maniche, abbiamo capito quali sono i problemi e sarebbe veramente da stupidi non affrontarli. Ecco, dottor Moratti, c'è anche il problema un po' dell'ansia, della paura del futuro di questi ragazzi. Sicuramente la pandemia ha contribuito a isolarli maggiormente, a farli sentire forse a volte meno sicuri. Ecco, cosa crede, quanto crede che possa incidere, magari non lo vedete immediatamente, ma anche nei prossimi anni, la pandemia anche dal punto di vista delle dipendenze eventuali di questi ragazzi? Beh, noi ci aspettiamo nei prossimi anni un aumento della nostra utenza. Nell'immediato la pandemia cosa sta portando, cosa ha portato e cosa sta portando negli adolescenti dal punto di vista proprio clinico? Un aumento dei casi di ansia, di disturbi del sonno, di attacchi di panico, di disturbi depressivi, di tentamen, quindi tentativi di suicidio, di atti autolesivi, disturbi del comportamento alimentare, ritiri sociali. Anche in Italia ormai si inizia a parlare degli hikikomori, delle ragazze e dei ragazzi che si chiudono in stanza e non escono più. La pandemia ha accelerato questi fenomeni, e questi fenomeni in qualche modo vengono anche controllati dalle sostanze, cioè le sostanze spesso sono un tentativo di autoterapia. Se tanto mi dà tanto, tra qualche anno i nostri numeri purtroppo aumenteranno. Abbiamo visto la notizia, insomma, che ha fatto il giro del mondo questa settimana, il sequestro da parte della Guardia di Finanza, un'operazione coordinata dalla divisione distrettuale antimafia di Trieste, insomma più di 4 tonnellate di cocaina che sono state sequestrate. Ecco, questo ci riporta in maniera forte al fatto che questa sostanza è presente, molto presente, forse più di quello che pensiamo, insomma, tra noi, e che è un rischio continuo anche per i nostri ragazzi. Sì, è una sostanza che è presente nella nostra società, è una sostanza che è performante di per sé. La cocaina è uno stimolante, quindi una sostanza che è molto, diciamo, si sposa bene, no, con il tipo anche di vita che stiamo facendo, ed è una sostanza che nel mondo degli adulti è diffusa, e se nel mondo degli adulti è diffusa è inevitabile che si diffonda anche nel mondo dei giovani, nel mondo dei ragazzi. Però certamente la cocaina, ma io direi tante altre sostanze, a iniziare banalmente dall'alcol. No? La modalità con cui viene usato l'alcol, con cui viene assunto l'alcol adesso, noi eravamo abituati a quello che si diceva il bere mediterraneo, il bere durante i pasti. Adesso abbiamo il bere anglosassone, cioè si beve per ubriacarsi, 5, 6, 7, 8 bicchierini, così via, nel giro di un'oretta, ed è un modo per sballare anche quello, ma guardate che non è solo dei ragazzi, lo ritroviamo anche a 30 anni, a 35, a 40 anni e così via, quindi ecco, è un allarme che deve essere alzato e che deve riguardare un po' tutti, cioè non guardiamo soltanto ai ragazzi, a loro bisogna guardare con particolare attenzione perché sono il nostro futuro, però non dimentichiamoci anche di noi. Ecco. Tutta un'altra fetta di popolazione che purtroppo soffre di questo e che, diciamo, è anche più difficile forse da curare in qualche modo, no? Perché quando poi l'età avanza si è anche meno consapevoli dei propri limiti e non ci si vuole far aiutare di fatto. È difficile da intercettare, i servizi arrivano in numero molto ridotto. Perché? Perché non c'è consapevolezza, c'è la consapevolezza solo quando la situazione ormai è arrivata alle conseguenze estreme, no? Ecco,
per cui uno sforzo, come dicevo, una riflessione, sarebbe bene che anche il mondo degli adulti se la facesse proprio guardando se stesso. Per quanto riguarda il progetto Sapremo, insomma, la Regione in prima linea, il vicepresidente Riccardi lo ha definito una sorta di master delle dipendenze, lo sentiamo in questa intervista di Marco Pasquariello. Vicepresidente Riccardi, evento conclusivo del progetto Sapremo, l'abbiamo vista particolarmente emozionata per i lavori proposti dai ragazzi. Beh, poi i ragazzi quando si consente loro di esprimere il loro pensiero, poi alla fine vengono delle cose fuori delle cose impensabili. Alla fine questo è un progetto che parte per contrastare l'abuso delle sostanze stupefacenti, alla fine in realtà è stato un grande master relativamente al tema delle dipendenze. Io penso che il tema delle dipendenze sia il grande tema di attualità che noi in questo momento abbiamo, la malattia mentale che non è interpretabile come quella che immagina ancora qualcuno. Sicuramente ci sono le fasi acute che sono conosciute, ma ci sono tanti altri fenomeni che poi scatenano dipendenze, solitudine, ansie, tutti i fenomeni che oggi vediamo e che sono stati secondo me implementati anche purtroppo dalla pandemia, la compressione della libertà, dell'espressione. Ecco. Io penso che i ragazzi oggi ci abbiano dato una lezione importante, quindi voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione su questo, Danieli, Confindustria, il Comune, la Prefettura, la Questura, il sistema scolastico, perché oggi abbiamo tirato fuori il bello e la ricchezza che le nuove generazioni hanno. Su questo dobbiamo anche interrogarci, perché io penso che la nostra società sia stata un po' troppo destrutturata. E quindi sentire da loro l'ansia e l'abbraccio e alla fine i riferimenti alla maestra e alla madre, questo determina secondo me la riscrittura di un grande patto sociale dove se noi chiediamo responsabilità a loro, come è giusto che la chiediamo, anche loro chiedono responsabilità a noi e quindi il patto sociale riguarda regole da rispettare che non sono semplici per le nuove generazioni, però sono doverose se vogliamo cercare condizioni di vita migliore, in particolare in un momento dove fragilità emergono con grande purtroppo violenza e alla fine perché tutto semplificandolo, anche se non è una semplificazione, io ricordo quando è partito questo progetto, quella ragazza morta di overdose in un bagno di una stazione ferroviaria. Io credo che questa sia stata forse una delle più brutte pagine che abbiamo visto in questa terra. Ecco, dobbiamo lavorare perché queste cose non si ripetano. Ecco, dottor Moratti, insomma, condivisibili ovviamente le parole del vicepresidente. Sì, sono più che condivisibili proprio anche per la chiamata in causa del mondo degli adulti, no? Del mondo degli adulti quando dice che dobbiamo chiedere ai ragazzi però siamo anche noi che dobbiamo dare, ma anche banalmente tenendo conto del fatto che noi non voglia dei modelli per i ragazzi, quindi anche i nostri comportamenti, i ragazzi li vedono e se noi mettiamo in atto dei comportamenti che non sono comportamenti corretti, loro si sentono più che legittimati a ripeterli, no? Il fatto banalissimo del dire al figlio o alla figlia non stare tanto sul cellulare, poi a pranzo essere lì a smanettare sul proprio cellulare. Sì, bisogna dare i messaggi naturalmente corretti, siamo praticamente in chiusura, insomma un progetto che verrà ripetuto, che continuerà anche per altre edizioni, che cercherà di coinvolgere, io credo, sempre un maggior numero di studenti. Sì, io spero che il prossimo anno e gli anni successivi le condizioni generali ci consentano di ritornare a fare gli interventi in presenza, certo. Quindi con le classi, perché è un altro clima e anche gli studenti vivono in tutt'altro modo il nostro intervento. L'impegno è senz'altro di proseguire con questo progetto, è un impegno non soltanto a nome del Dipartimento e dell'azienda sanitaria, ma è un impegno che è condiviso da tutti i promotori e i partner del progetto, proprio tenendo conto che, ricordando, è già stato detto poi ed è stato ripetuto, quell'evento tragico è un evento che nella sua tragicità ha consentito però di iniziare un percorso che
io penso sia un percorso virtuoso che possa dare dei risultati positivi per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. Che si vedono, insomma, quel seme gettato che sta in modo assolutamente importante, germogliando. Grazie molte al dottor Enrico Moratti per essere stato con noi, grazie ancora, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per averci seguito, buona serata.